la sfogliata frolla, la sorella della sfogliatella riccia che tutti a Napoli e nel mondo ci invidiano e conoscono, ed è una variante di quella sfogliata così saporita, bella da vedere, diciamo più leggera, ed è fatta, l'unica differenza fra questa e la sfogliata riccia è la parte esterna, il guscio. Invece di essere una sfoglia mille righe come è tradizionale della sfogliata riccia, questa è un involucro di pasta frolla. Può sembrare più leggera, ma alla fine ha la stessa sostanza sia come gusto, sia come, diciamo, bella da mangiare, da vedere. Diciamo, è più facile da fare in casa eventualmente, giusto la variante è proprio questa, perché all'esterno c'è questo involucro di pasta frolla, semplicissimo da fare. L'interno invece, la farcitura, è sempre uguale, sempre fatto di prodotti semplici e naturali, e basta mescolare zucchero, ricotta, semola, frutta candita e poi diciamo, degli aromi naturali che ogni pasticceria può mettere. Più semplice da fare perché la pasta frolla in casa è facile da poterla fare, basta mettere farina, acqua, un po' di burro, poi basta fare una pallina di pasta frolla, stenderla, metterci la farcitura all'interno. Ecco qui, questa è la parte finale della sfogliata frolla, che si chiama frolla, non lo voglio sottolineare, non liscia. Praticamente si apre questa pallina di pasta frolla, la si stende, si mette diciamo, la farcitura all'interno, poi si arrotola su se stessa, si chiude con la mano. Diciamo che ci vuole un po' di pratica, giusto altrimenti l'arte della pasticceria si nasconde. Ecco qua, poi c'è lo staglio e poi il resto lo fa il forno quando viene cotta, logicamente. Diciamo che per le frolle basta 12 minuti, 15 minuti al massimo, a un forno non molto forte però. Parte mia e parte tua, il ricordo del nostro amore. Questo è per la sfogliata, il coppetto, vedi? L'imbottitura della sfogliata. E semola, ricotta, zucchero, canditi, aromi, uova, cannella, vaniglia, limone, arancio. Si riempie, si mette nella teglia e si butta al forno. Appena scende alle 3:30 già, noi facciamo il giorno prima, iniziamo a lavorare per il giorno dopo. Poi la mattina mettiamo al forno e cuociamo tutto. No, sono 62 anni che faccio il pasticcere. Facciamo uno di tutto, tutta la pasticceria napoletana, diciamo. Ho 7 figli, tutti qua dentro a lavorare con me, e uno genero e un nipote, e ci sta il papà che fa andare tutto d'accordo.